Ad Agrigento, alla Palazzo Filippini, si è svolto un convegno organizzato dall'Unione Ex Allievi Don Bosco di Agrigento, presieduta da Angelo Errore e dal Comune, in omaggio a Bertino Parisi, il compianto attore agrigentino noto anche alla ribalta televisiva nazionale, a Piazza Grande I Fatti Vostri con Guardì, e poi a teatro con, tra gli altri, Enzo Di Pisa, Pippo Flora, Lea Padovani e Tony Cucchiara. Al microfono di Davide Saglia. Agrigento ricorda la figura di Bertino Parisi. Ecco, qual è l'immagine che si vuole tramandare di uomo e di artista di Bertino Parisi, appunto? È un uomo che ha avuto grandissimo risalto nella sua vita di artista, ha colpito il piccolo schermo, ha cercato di colpire anche il grande schermo e ha avuto il massimo di sua capacità di migliorare la qualità della vita e poi ha avuto una ricaduta nella normalità, quindi ha vissuto praticamente da uomo normale e da uomo speciale. Noi vogliamo indicare ai giovani questo esempio per realizzare linee di cambiamento in una città che sta vivendo un profondo decadimento. Io ho molti ricordi legati a Bertino Parisi. Innanzitutto era un carissimo amico col quale abbiamo condiviso una passione sfrenata, direi, per il teatro, e questa passione lui era cominciata da giovanissimo, già a 5 anni aveva fatto Stefanuzzo nella Pastorale e poi via via aveva inventato teatri amatoriali per approdare a quello che è stato un grande momento non soltanto per lui, ma su cui lui aveva profuso gran parte della sua esperienza e del suo sforzo, che è stato il teatro cabaret Il Punicipio. Lei ha qui delle foto, qual è la più significativa di queste? Ma io vorrei mostrare una foto che non è la più significativa, però dà anche il senso di quello che era il cabaret, di quello. Questa è una foto dove c'è Bertino Parisi ed Enzo Jacoponelli, altro grande attore di questo teatro. Purtroppo sono tutti e due tragicamente scomparsi, con un tutù che ballano nella danza dei cigni in una parodia chiamata dal titolo Scompare Alfio, scompare Turiggio. Questo è stato un momento veramente esaltante che credo ci ha consentito di vincere il primo premio di una rassegna di tutti i teatri cabaret d'Italia. Allora vi ricordo c'erano i Gufi, i Travaglini, molti di quegli attori che fecero parte di queste compagnie sono diventati anche attori del grande e del piccolo schermo, importanti, conosciuti. Qual è il ricordo artistico che più la lega a Bertino Parisi? Ma negli ultimi tempi, devo dire, dopo il ritorno ad Agrigento, è questa amarezza con cui viveva, perché avrebbe voluto fare e dare qualcosa di più ad Agrigento. Io ho tentato di recuperarlo dal punto di vista artistico, oltre che legato a lui di una grande e vecchia amicizia. Avevo per lui tantissimo riguardo e rispetto per le sue doti e qualità artistiche. E allora gli proposi di mettere in scena al Teatro della Posta Vecchia il San Calorio di Giurgente di Matteo Collura. E devo dire che lui è stato un tamburinaro incredibile, bravissimo, ed è stato uno dei momenti finali della sua esistenza in cui ha recuperato il suo ruolo d'attore. Questo mi rende felice. Non avendo messo giudizio, perché lui era sempre vicino e ci dava sempre dei consigli.